I segni che annunceranno gli ultimi tempi nelle rivelazioni dei mistici. Scrisse nel XII secolo San Tommaso Becket: si verificheranno guerre e prodigi finché la gente non crederà in Cristo verso la fine del mondo. E scrive a tal proposito San Vincenzo Ferrer: verrà un tempo che nessuno finora ha mai visto. La Chiesa piangerà, le vedove si alzeranno battendosi il petto e non troveranno conforto. Ora è lontano. Infatti San Vincenzo Ferrer visse nel 1300, ma arriverà immancabilmente e sarà molto vicino a quel tempo in cui due inizieranno a proclamarsi re. I loro giorni avranno breve durata. Piangete, vecchi e anziani, supplicate. Piangete se alcuni di voi sono testimoni di un fragore così grande come non ce ne fu e non ce ne sarà, né ci si aspetta di vederne un altro più grande, tranne quello che si sperimenterà nel giudizio. Ma la tristezza diventerà gioia. Il Re dei Re, il Signore dei Signori purificherà e rinnoverà tutto. La Francia con il suo orgoglio sarà completamente annientata. Il suo principe, guai, guai, i giorni non tarderanno ad arrivare, sono già alle porte. Vedrete un segno e non lo riconoscerete, ma badate che a quel tempo ci sarà molta confusione nelle coscienze e nei comportamenti che diventeranno disordinati. Ed ecco quanto scrive il beato Amedeo da Silva nel XV secolo: negli ultimi giorni ci saranno grandi guerre e spargimenti di sangue. Nel 1700 il monaco Basilio di Kronstadt di San Pietroburgo scrisse: quando il vescovo di Roma assumerà due nomi, un impero sarà prossimo a crollare, quello della bestemmia, ma sarebbe follia esultare di gioia, perché non sarà la fine, ma l'inizio dei dolori. Lo spettro cupo della miseria volteggerà nel cielo come nube impazzita e getterà ombra su molti popoli. Mancherà il pane anche nei paesi ricchi. Le guerre strisceranno sulla terra come serpenti velenosi. Tutto rovinerà perché tutti parleranno d'amore, ma nessuno conoscerà più l'amore per il prossimo. I cristiani saranno numerosi, ma avranno dimenticato la legge cristiana e la loro fede sarà di parole. Ai patriarchi, al vescovo di Roma che bagnerà la terra con il suo sangue, il cielo affiderà il compito di riportare la Chiesa alle origini. Sarà questo il momento di ritornare all'umiltà e alla pace delle catacombe, di rivivere la Chiesa dei martiri della fede. La salvezza verrà da pochi, ma santi. Se non germoglierà l'amore, cadrà un secondo impero e con lui Roma. Ecco cosa scrisse nel 1700 padre Nectu. Gli elementi stessi saranno sconvolti, sarà come un piccolo giudizio generale. Una grande moltitudine di persone perirà in questi tempi di calamità. Questo disastro accadrà
poco tempo dopo che la potenza dell'Inghilterra avrà iniziato il suo declino. Questo sarà il segno, come quando il fico inizia a germogliare e a produrre foglie. Questo è un segno sicuro che l'estate è vicina. Ed ecco cosa scrisse nel 1800 l'Estatica di Tours. Prima che la guerra esploda di nuovo, il cibo scarseggerà e sarà molto caro. Ci sarà poco lavoro per i lavoratori e i padri sentiranno i loro figli piangere per la fame. Ci saranno terremoti e segni nel sole. Quando tutti penseranno che la pace sia assicurata, quando tutti meno se l'aspetteranno, il grande evento avrà inizio. La rivoluzione esploderà un po' quasi contemporaneamente in tutte le nazioni. Per un po' di tempo la Chiesa rimarrà senza un Papa. Ed ecco quanto scrisse nel 1800 la beata Anna Caterina Emmerich. Molti si convertiranno al cristianesimo verso la fine del mondo. Santa Faustina Kowalska scrisse nel 1936 questo messaggio dettatole da Gesù: che conosca tutta l'umanità la mia insondabile misericordia. Questo è un segno per gli ultimi tempi, dopo i quali arriverà il giorno della giustizia. Fintanto che c'è tempo, ricorrano alla sorgente della mia misericordia. Ah, io amo la Polonia in modo particolare. Da essa uscirà la scintilla che preparerà il mondo alla mia ultima venuta. E questa scintilla si pensa sia stata Giovanni Paolo II, il Papa polacco. Ecco quanto scrisse Papa Pio XII tra il 1939 e il 1958. L'umanità deve prepararsi per sofferenze tali come non ne ha mai sperimentato prima d'ora. Ci sarà un grande conflitto spirituale. Questo periodo sarà il più buio dal periodo del diluvio. L'ora è scoccata, la battaglia la più vasta, amara e feroce che il mondo abbia mai conosciuto è stata raggiunta. Essa deve essere combattuta fino alla fine. Ed ecco cosa disse Gesù a Julka, mistica croata nel 1900. Si avvicina un piccolo giudizio finale. Disse Gesù a Suor Emmanuel nel Kibeo in Ruanda: il mondo è pieno di odio. Voi riconoscerete il momento del mio ritorno quando vedrete scoppiare le guerre di religione. Quando vedrete accadere questo, sappiate che sto per arrivare. Ed ecco cosa disse la Madonna ad Amparo Cuevas al Escorial il 1 ottobre del 1983. Il globo terrestre vede cambiate le stagioni, gli astri perderanno il loro movimento, la luna diffonderà solo un debole chiarore rosso. Quando tutto questo accadrà, tenetevi pronti, perché la fine dei tempi sarà vicina. La terra darà cattivi raccolti, frutti non buoni. L'acqua e la luce faranno avere al globo terrestre grandi convulsioni, grandi città saranno annientate. Ed ecco cosa rivelò la Madonna a Don Stefano Gobbi negli anni 90. Voi leggete nel Vangelo: quando il Figlio dell'uomo ritornerà, troverà ancora la fede sulla terra? Vi potete domandare perché Gesù le ha pronunciate: per prepararvi alla sua seconda venuta
e per descrivervi una circostanza che sarà indicativa della vicinanza del suo glorioso ritorno. La perdita della fede è una vera apostasia. La diffusione dell'apostasia è dunque il segno che indica ormai vicina la seconda venuta di Cristo. Voglio aiutarvi a comprendere i segni descritti nella Divina Scrittura che indicano ormai vicino il suo glorioso ritorno. Questi segni sono chiaramente indicati dai Vangeli, dalle lettere di San Pietro e di San Paolo e si stanno realizzando in questi anni. Il primo segno è la diffusione degli errori che portano alla perdita della fede e all'apostasia. Questi errori vengono propagati da falsi maestri, da celebri teologi che non insegnano più le verità del Vangelo, ma perniciose eresie basate su errati ed umani ragionamenti. Il secondo segno è lo scoppio di guerre e di lotte fratricide che portano al predominio della violenza e dell'odio e ad un generale raffreddamento della carità, mentre si fanno sempre più frequenti le catastrofi naturali come epidemie, carestie, inondazioni e terremoti. Il terzo segno è la sanguinosa persecuzione di coloro che si mantengono fedeli a Gesù e al suo Vangelo e permangono forti nella vera fede. Frattanto il Vangelo viene predicato in ogni parte del mondo. Il quarto segno è l'orribile sacrilegio compiuto da colui che si oppone a Cristo, cioè dall'Anticristo. Entrerà nel Tempio Santo di Dio e siederà sul suo trono facendosi adorare lui stesso come Dio, accogliendo delle dottrine che non sono cattoliche. L'Anticristo dirà che la messa non è un sacrificio, ma solo la Sacra Cena, cioè il ricordo di ciò che Gesù fece nella sua ultima cena, e così verrà soppressa la celebrazione della Santa Messa. In questa abolizione del sacrificio quotidiano consiste l'orribile sacrilegio compiuto dall'Anticristo, la cui durata sarà di circa 3 anni e mezzo, cioè 1290 giorni. Il quinto segno è costituito da fenomeni straordinari che avvengono nel firmamento del cielo. Il miracolo del sole avvenuto a Fatima durante la mia ultima apparizione vuole indicarvi che siete ormai entrati nei tempi in cui si compiranno questi avvenimenti che vi preparano al ritorno di Gesù nella gloria.